alle Stelle, in via Barbiero a Mogliano, da tutti conosciuta come Viale dei Tigli, proprio per le decine di storiche piante che ombreggiano con le chiome maestose la carreggiata, e proprio il taglio di questi alberi ha scatenato la protesta di un gruppo di cittadini scesi in strada per fermare operai e motoseghe. Il lavoro procede molto in fretta. A una prima visione sembrano alberi, alcuni ammalati, come dicevano le perizie, e altri non ammalati, quindi riuscire a salvare anche un solo albero per noi sarebbe già una vincita. Ci siamo resi conto con il taglio dei primi 15 alberi che è avvenuto ieri che sono tutti sani. Ovviamente è un taglio indiscriminato. Io chiedo aiuto a tutti quanti che si mettano in strada a bloccare continuamente tutto, perché i lavori adesso sicuramente riprenderanno e non so come riusciremo a fermarli. In prima linea contro l'abbattimento degli alberi l'ex sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini, e così la protesta dal fronte ambientale si sposta sul piano politico. Ve ne sono alcuni in minoranza malati ed è giusto tagliarli, ma la maggior parte è sana, sono alberi sani e anche quei pochi leggermente malati potrebbero vivere altri 50 anni. Quindi è assurdo fare una barbarie del genere. Io voglio da oggi indire un referendum con tutti i moglianesi, vediamo quanti sono favorevoli ad abbattere gli alberi sani. Secondo me assolutamente zero. A stretto giro arriva la risposta del sindaco Carola Arena fuori Mogliano in questi giorni. Il taglio degli alberi è stato deliberato dall'amministrazione comunale per ragioni di sicurezza pubblica, dopo che il 17 luglio scorso una pianta si è spaccata, evidenziando l'avanzamento di una malattia già riscontrata su 34 tigli da una perizia effettuata nel 2010 dalla precedente giunta comunale. È proprio a causa dell'incuria di chi ha amministrato prima di me, quindi del fatto che non sono andati avanti, non hanno proceduto con la cura dei tigli che già allora che presentavano già allora segni evidenti di malattia, che oggi siamo costretti a dover abbattere questi tigli. Nelle intenzioni della giunta c'è comunque, assicura il sindaco, la volontà di ripiantare altri alberi in sostituzione di quelli abbattuti. Di certo ci vorranno decenni prima che un polmone verde come quello assicurato fino ad ora dagli storici tigli possa tornare ad ombreggiare via Barbiero.